Siccome devo fare il secondo volume e lei mi ha venduto il primo libro qua che parla della battaglia di Caporetto e adesso devo fare invece la Siete un vecchio? Insomma. Più vecchio di me, non lo sai, San Denti. C'è anche il signor... domando scusa, posso parlare qui o disturbo? C'è anche il signor Otto Galli Luigi che faceva il falegname, che abita qui vicino. Ah, sì. Detto, È ancora vivo, sì? mi hanno detto che è vivo, che anche lui si ricorda, è dell'8 per lui. È un anno più giovane di lei. Io sono del 7. E di che paese di preciso? Pantinico qua. Sa dove è Pantinico? No, 8 chilometri di 8 km vicino a Mireto del Tomba? Sì, comune. Comune di Mireto. Ho capito. E che è sulla strada che porta a Udine? Sì, porta a Udine, Sedagliano a Udine, sì. Ho capito. E il nome suo esatto come si chiama? Alceo Bernava. Alceo? Bernava. Bernava. Sì. Classe? 1907. La sporta benissimo, dritto 90, ancora. 90. Il piede. Pensava di trovare un vecchietto lei. Più vecchio di me. Tutto quello che lei mi racconta a me va benissimo, perché a me interessano proprio le storie di come hanno visto i bambini questo episodio. Lei aveva 10 anni e quindi ricorda Verso di sicuro il 28-29 di ottobre. Che giorni piovevano? O forse no, non pioveva, era il tempo abbastanza che hanno fatto la ritirata l'italiano fino a Sottiava, no? E dopo... Ecco, ma lei in questo paese, che un giorno imparerò il nome, che lo guardo sulla carta geografica, cosa facevate? Che mestiere facevate a casa vostra? I miei facevano, mio papà era militare. Ah, era militare? E mio nonno faceva il calzolaio. Anche mio padre era sotto le armi. Eravate artigiani, insomma, era una famiglia di artigiani, sì, piccoli. In più avevate un po' di terra anche, no? Sì, cosa vuole? Qualche campellino. E quanti fratelli eravate? Eravamo dunque 4 fratelli e una sorella. Quindi il papà, che si chiamava Attilio. Ed era di che classe? Del'81. Era militare dove? A Modena. Ah, quindi lui era lì quella volta. Ha avuto fortuna? Sì, di essere tirato il piave. Sì, era tirato il piave. E a Modena cosa faceva? Era di sussistenza? Lui era capo calzolaio nello stabilimento. Ah sì, esatto, era lui calzolaio, quindi se l'è cavata bene, essendo a Modena c'era proprio uno stabilimento di sussistenza. Stabilimento proprio, lui ha fatto la guerra là, insomma. Bene, ottimo. E voi eravate a casa da soli con la mamma? Con la mamma, sì. E col nonno? E il nonno poi, che si chiamava come il nonno? Edoardo, sempre Bernava. E anche la nonna c'era? No, la nonna non c'era. No. E la mamma sua come si chiamava? Dunque mio papà era rimasto vedovo e per sposarsi, mia mamma si chiamava Toppano Gemma. Toppano Gemma. Con la N, Toppano. Gemma, ecco. Quella la moglie di suo marito, diciamo, o la mamma sua proprio? La mamma mia, una volta sono restato a 4 anni, sono restato senza mamma. Ok, allora, voi bambini, cosa avete visto? Cosa vi siete accorti che stava venendo la ritirata? Da cosa... si stava qui i tedeschi, dopo si andava a domandare, quando facevano il rancio, no? Si andava a domandare se avevano un po' di minestra, una cosa così, di miseria, di quella nera. Ma in quel momento, in quei giorni lì... Lì eravamo tranquilli, noi bambini si andavano bei campi. Ma non hai ricordo delle persone che scappavano, dei militari italiani che scappavano? No, lì quella volta non erano militari italiani, perché sono andate tutte virate. Sì, ho capito, ma a me interessava sapere se lei ricordava quando sono scappati gli italiani, quando hanno fatto la ritirata vera e propria. Lei non ha il ricordo di averli visti? Quando hanno fatto la ritirata, scappavano tutti quanti dal diametro. Lei cosa ricorda? Mi ricordo che vedeva qualcosa? Passavano con i carrozzoni, con qualsiasi mezzo di poter passare il tagliamento. Ma c'erano anche aerei? No, apparecchi no. Niente. Quella volta non era apparecchi. Niente, hanno fatto la ritirata così. Hanno fatto un po'. Con sì, carrozzoni. Con i chiavai. E hanno fatto un po' di resistenza lì a Pozzolo.
A Pozzuolo, sì. Sì, che hanno tenuto insomma, i tedeschi occupati in modo che vadano... Sì, quello l'ho sentito, ma nel suo paese lei No, non ha no, visto niente? No, no, sono passati soltanto e non faceva niente. Sa, quello che trovavano portavano via tutto. Anche gli italiani stessi? No, gli italiani no, i tedeschi. Sì. Ho capito. Mangiavano il grasso e sono morti anche a Dopo sì, Battianeto. quando sono venuti qua erano pieni Di fame? no? Mazzavano qualche maiale, lo facevano morire e dopo bevevano il grasso e morivano così, più di qualcuno. Sì, ne morto Baglianista, Prendevano il grasso? Col coppo così, bevevano il poveretti grasso erano pieni di fame. Avevano fame? Sì. Morivano così. Sì, il grasso peava, morivano, no? E dopo siamo stati un anno insomma. E com'era la situazione in questo anno? Con i tedeschi non si stava mica male. Come dice che non si stava male? Sì, perché se non c'era da mangiare, diceva. Si arrangiava, sì, insomma. Vale il negozio, la ringrazio, molto gentile, mi scusi. Mi ricordo, insomma, si mangiava, si faceva una polenta, chi aveva farina, si mangiava farina e latte, pane e latte, così che si arrangiavano così. Facevano il pane soli anche in famiglia. Il pane? Il pane, quelli che potevano, che avevano il resto, quelle altre cosa vuoi. Miseria poi. Ma nella casa vostra con sua mamma e i suoi nonni? Un po' di fame. Ma non morti di fame? No, morti di fame no. Perché qui c'era... Si arrangiavano tutti quanti, insomma. Come si arrangiavano? Sì, di mangiare, dopo avevano patate, facevano patate, dalla polenta, si arrangiavano così, il pane, polenta e latte, la gran parte. Ci ricorda qualche episodio particolare di questi tedeschi che erano non hanno fatto nessun danno? No. Erano cristiani buoni, anche quei bambini, noi ci andavano a mandare a Pisita Bocca, si fumava 10 anni. Cosa chiedeva? Pisita Bocca, per piacere, un po' di tabacco, a 10 anni si faceva anche si fumava, quelle cose lì. Ma i tedeschi insomma... E glielo davano un po' di tabacco? Sì, davano. Sì, no, erano mica cattivi. E con le donne perché avevano detto che... No, da noi non sono mai stati con le donne. No. Comportati sempre bene? Sì, si sono comportati bene, perché dire la verità. Per qualcosa sì. Erano solo di passaggio, dopo erano quei pochi che rimanevano lì nel paese come la ronda, come dicevano una volta, no? E dopo nella ritirata, che sono ritirati, quello che trovavano portavano via, tutti, bestie, vacche, così si robano. Quando si sono ritirati per andare in Austria, diciamo? Sì, dal mese di novembre. Del 18, dell'anno dopo? Sì. Allora è stato peggio, allora diciamo? No, ma noi non siamo... A voi non è successo niente? No, niente. Mi è successo a me, sa cosa? Che avevo 10 anni, mi hanno ferito i tedeschi. E come mai? Io e mio fratello eravamo andati al mulino con un po' di grano turco, ci aveva simulato un po' di grano turco per fare la farina, per fare la polenta. No? Allora è 2 chilometri fuori dal paese il mulino per andare a uno. In che località era questo mulino? Lì a Porre di Panderico, sotto a Merete di Tombali. E quello in ottobre mi è successo, no, i primi di novembre. E io e mio fratello che aveva un anno detto di me che è morto in Argentina. Che si chiama come? Si chiamava Festivo. Festivo. Si aveva fatto un barellino con 2 ruote, siamo andati a Molino, sì, con 2 bambini, un anno detto di me lui. Si correva con io, casco giù, tornando dal Molino a 500 metri di qua dal Molino. Io casco giù, e mio fratello, vieni su, mi capisce, alzi su. Dopo mi è successo una pallottola col fucile qua e è venuta fuori qua. E perché hanno sparato?
Noi eravamo con quel barellino che si andava a casa, no? E loro erano il mulino che è un po' più alto lì, no? Eravamo fucilati come si sentiva. Io casco giù, ma non è venuto nessuno vicino, è passato uno del mio paese, Corasinetto con il carrettino, no? Mio fratello l'ha chiamato, è venuto e mi ha preso su, mi hanno portato a casa, Paterico. Ho camminato 3-4 mesi con le stampelle. Pensi lei? E poi? Mi ha passato, guarda se dico bugismo. E la pallottola? Vedila lì. È venuta fuori qua. Ah, proprio passata? La fucilata, mio fratello le è passato la palla fra mezzo le gambe, perché noi si correva un po' così, no? Ma abbiano sparato apposta o cosa allora? No, ci hanno visti e mi hanno tenuto basso perché si tengono solo un pochettino più alto e si furono tutti e due. Volevano prendervi il frumento? Loro volevano No, prendervi no, niente. Loro erano là che tiravano, erano 5-6 tedeschi che andavano verso il Piave, no? Si sono fermati lì, coi muri, ci hanno visti, era una bella giornata come oggi. Ci hanno visti e hanno tenuto basso, ma se tengono più alto ci furono tutti e due. Ma secondo lei per che motivo hanno sparato? Niente, così. Ci hanno visti, no? Hanno tirato così, ma mica con quella di... Porca Madonna, mi è successo a me qualcosa, visto? Sono guarito bene, dopo 4-5 mesi ho camminato con questa pelle. Guardi lei. E chi vi ha fatto, le ha messo qualcosa a guarire qualcosa? È venuto il dottore, era basiliano il dottore. No? Il dottore era da Basiliano? Sì. Come si chiamava questo dottore? Non mi ricordo. In ospedale non era niente da fare perché Udine era ancora tutto sopra, no? E mi ha tenuto lì, il dottore ha dato ordine, erano degli infermieri venuti da Buenos Aires per fare la guerra qua, no? E là erano negli ospedali e un mio zio, un altro giovane quella volta, mi hanno curato loro, mi facevano i pacchi e sempre fermo lì nel letto altri giorni, poi mi hanno fatto le stappelle. E chi erano questi infermieri venuti da Buenos Aires? Un mio zio e un altro uomo che è morto adesso. Suo zio cosa si chiamava? Cragno. Cragno? Cragno Lino. Lino? Lino Gragno. Cragno. Con la C come Como? Cragno. Sì, Cragno. Quello, mi hanno curato loro. Ma come mai da Buenos Aires era venuto a casa qui, lui? Là nel nostro paese andavano tutti a Buenos Aires e sono venuti per fare la guerra. Apposta? Volontari? No, volontari, quello che voleva venire su e l'hanno consigliato di tornare qua in Italia. E quelli che sono rimasti là non hanno fatto guerra. E loro li hanno messi in sanità? Come No, li hanno messi come loro erano sanità. Dove erano a lavorare a Buenos Aires, erano nell'ospedale italiano. Allora loro avevano un po' di cosa come infermieri e mi hanno curato loro. Ma qui sotto che arma erano venuti a casa loro? Che militari di cosa erano? Quando sono venuti qua in Borghese li hanno messi militari, o fanteria, sì. Sono stati mandati qua e di là. E come mai sono rimasti qua sotto i tedeschi allora dopo? Sotto i tedeschi sono scappati via, quando era la ritirata sono venuti a casa invece di andare via a tirare la... Sono rimasti a casa? E non avevano paura dei tedeschi? No, erano due fratelli? No, quelli erano un mio zio e dopo un altro parente lontano, no? Paesano. E cosa hanno fatto tutto l'anno sotto i tedeschi? Lavoravano? Niente, lavoravano, sì. I campi? Sì, lavando, campagna. E i tedeschi non gli dicevano niente? No. Sono rimasti a casa e nessuno non gli ha detto niente. Perché potevano essere considerati disertori degli italiani? Invece loro erano andati prima che capitasse la guerra in America e ora sono rimasti qui. Avevano fatto ora fare un po' di guerra qua in Italia? No, loro no. Erano appena tornati? Appena ritornati, prima della ritirata. In quei giorni? Erano qua. Ho capito. E in quei giorni è capitato appunto la ritirata? E i primi giorni che sono passati per qua, no? Erano i primi di novembre, a me mi è successo qualcosa lì. Poi ho camminato tutto l'inverno con le stampelle. Ho capito.
Pensi lei cosa mi ha toccato a me? A 10 anni. Ma scherzo? Ma quando invece dopo i tedeschi se ne sono andati a casa, allora rubavano... Rubavano, portavano via quello che trovavano e non facevano niente. Cosa portavano via? Ad esempio? Sì, vacche, quelli che avevano le vacche o cavalli o di mangiare, pensavano tutto, andavano nei camerini, qualcuno, o contadini, no? Hanno loro formaggio, portavano tutto, galline. Anche nel suo paese? Anche nel mio paese, portavano via tutto quello per quanto passava. A casa vostra, no? No, non si aveva niente. Carino. Ma i vicini di casa vostra? Era una famiglia che stavano abbastanza bene, lì si stava anche noi, che erano contadini, avevano nascosto un po' di grano turco, quelle robe lì. E allora si teneva anche galline, quelle cose lì. Si cercava di aiutarsi così. E gliele hanno portate via poi a questi vicini? E lì no, avevano nascosto. Ah, non sono riusciti? Le vacche le avevano portate via, non lasciavano. Dove le avevano nascoste le vacche? Non si avevano, lasciavano loro una bestia, una vacca, no? Ogni 2 o 3 famiglie. Ah, i tedeschi le lasciavano. Sì, lasciavano. Ma questa sua famiglia vicina, come si chiamavano i vicini di casa sua? Che stavano bene? Sì, stavano abbastanza bene, ma gli uomini erano militari tutti quanti. Come le donne a casa. Come si chiamava? Ciselino, anche quello si chiamava. Sì? Ciselino. Ciselino. Sì. Con la I? Ciselino. Cisilino. Era il vecchio Giacomo, si chiamava. Sì. Che era militare però, il vecchio? No, il vecchio no, come mio nonno. Ah, ho capito. Guardava a casa. E la famiglia Cisilino stava bene? Sì, bene, stavano abbastanza bene, avevano un po' di tutto loro, no? Hanno dovuto nascondere più che possibile, ma se trovavano portavano via tutto. Non pensavano che sono i papini. Sì. E nel vostro paese altri a cui hanno portato via? Non... No. Al ritorno, quando sono scappati? No, sono andati via. Dopo sono capitati gli italiani, mi ricordo, il 1° di novembre, i primi di novembre, ai Santi là, no? E dopo... E cosa ricorda lei quando sono arrivati gli italiani? Lei era un bambino di si andava incontro, viva, si facevano tutti quanti così. Ah, è vero, andavate incontro con una festa? Con una festa, sì. Loro come si sono comportati? Vi hanno dato a mangiare, non so cosa... Gli italiani hanno cominciato subito a portare qualcosa. Sì. Ha un bel ricordo? È un buon ricordo bene, insomma, che dopo sono venuti gli italiani, poi hanno cominciato a portarsi sempre, dopo si trovava anche da comprare, è stato così. Insomma è stato un paese abbastanza tranquillo il vostro? Sì, quella volta sì. A me mi è successo quella cosa lì. Vicino al mulino? Sì, prima di arrivare al mulino. Di chi era quel mulino? È un certo Romano, si chiamavano i Romani loro. Romano? Romano di cognome. Di cognome e di nome? Serafino, insomma. Serafino. Erano 2 o 3 fratelli, ma erano militari tutti quanti. Fratelli Romano, Serafino e i suoi fratelli, insomma. E così è. E su che fiume era? Sulla Roggia? Ha detto su... Noi si diceva nelle zone che viene giù l'acqua di Sabito di Fatagna, mi pare, passa lì per Plasenci, viene dopo Tomba, dopo Beretto, dopo ci portava l'acqua di e lì era lì Romano si chiamava. Sì, e il fiume? Una roggia. E così è. Ho capito. Insomma, non ha un bruttissimo ricordo? No, brutto no, per me è stato un brutto ricordo. Sì. Per via della scuola? Sì, ma adesso sì, no. Perché loro i bambini lì... Ma venivano anche profughi da fuori, dal Piave ad esempio, erano venuti gente nel vostro paese? No. Venivano a carità? Avevo sentito dire che tanti andavano a carità, profughi. Ma profughi non erano, i profughi di qua non erano profughi. Perché sono... gente che era scappata dal Piave, non so, no, per qua non sono venuti, questi qua sono scappati di là dal Piave, anche gli utili da quel paese là. Nel vostro paese quanti erano andati via nel vostro paese?
E sono andati via qualche uomo di paura lì, che lo chiamassero a fare la guerra, sono fatti di là. Ma diciamo, no. quanti abitanti aveva il vostro paese? 1.000 abitanti. E quanti sono rimasti sotto i tedeschi? Quasi tutti, i bambini, le donne, tutti siamo rimasti. Sì. Perché quelli che erano militari erano tutti di là. Non vi siete aggregati a No, tanti sono andati via, scappati via, dopo tanti sono tornati indietro. Perché sono tornati? Perché il tagliamento lì avevano bombardato il coso, fatto saltare il ponte lì, e allora poi hanno dovuto ritornare indietro. Avevano tentato di andare via in tanti? Tanti di loro quella volta. Non la vostra famiglia? No, no. Voi siete rimasti Noi tranquilli? siamo rimasti lì tranquilli, sono capitati loro. Che ragionamento ha fatto allora sua mamma che ha detto che rimango qui, il nonno? Come tutti quanti, il mio nonno, dopo mia mamma, sì, mia madrina, no? Dopo mia zia, dopo tutti quei vicini, si era sempre Rimasti in casa? rimasti in casa, si hanno lasciati tranquilli. Non avevate paura? No, non abbiamo avuto paura. E invece tanti del vostro paese erano scappati ed erano No, tornati? non tanti. Non tanti, alcuni. Qualcuno, Magari quelli più ricchi erano... quei ricchi, sono andati via di paura che i tedeschi li prendessero, invece sono andati via andavano profughi. Ma qualcuno è andato, è ripassato di là del tagliamento? Sì, è stato fin dopo la guerra. Con quante famiglie? No, tanti, no famiglie, solo uomini. Solo uomini. Hanno pensato tutti 10-12 giorni. E basta. E basta. Uomini che avevano paura di andare militare. Se no il grosso del paese è rimasto... tutto quanto, sì. È rimasto lì. Tranquilli? Come ha detto, lo ripete il nome di nuovo del paese? Pantianico. Pantianico. Sì. Di Mereto di Tomba. È un paese... E il prete cosa diceva? Il prete faceva le sue funzioni, lui come sempre, non siamo in pace, però basta lì. Non avete avuto nessun disturbo No. particolare? Sì, era solo quando andavano a requisire per le case che se trovavano qualcosa portavano via, era paura soltanto per mangiare. E allora tutti si erano organizzati nascondendo allora? Nascondendo più che era possibile. Dove nascondevano? Facevano qualche buco sottoterra. Ho capito. Insomma così, caro. Ancora di questo anno? E dopo, finita la guerra, hanno cominciato tutti a lavorare, dopo è venuta la... Tutti del vostro paese sono andati in Argentina? Sì, del 1919, 20, 21. Come mai allora? Mio fratello, che aveva un anno in meno di me, aveva 11 anni, è andato via dal 23, era di 6, 17 anni, è andato in Argentina, siamo rimasti a casa noi. Come si chiamava suo fratello? Festivo. Festivo. E perché è andato via? Perché tutti quanti andavano per guadagnarsi qualche cosa. No? Che cosa è andato a fare? È andato a lavorare nell'ospedale italiano come infermiere, tutti, la maggior parte dei infermieri andavano. E tanti andavano al campo a lavorare con la campagna, soltanto del paese lì. E hanno avuto fortuna quelli. Sì. Tanti. In che zona erano? Proprio a Buenos Aires. Buenos Aires. Sono stato io A trovarli? a trovare mio fratello dopo 47 anni. Sì. Nel 23, 63, 60, nel 70? Nel 69. Sono stato io e mio fratello che qua. Siamo trovati dopo 47 anni. Dove era? Lì. Buenos Aires? Si aveva fatto una casetta là. In che zona di Buenos Aires? A Monte Grande. Monte Grande. È stato in Argentina. No, ho dei parenti che sono a San Miguel, un paese. A San Miguel. Anche nel mio paese sono tanti. Pantianico ci hanno fatto quando siamo ritornati, io e mio fratello, dopo un altro paese è morto adesso, ci hanno fatto una gran festa, una cena insieme, eravamo in 200 di loro a salutarsi, no? Hanno fatto un censimento, insomma, là sapevano tutto loro. Quante persone sono Pantianico nel paese e quante sono in Argentina. 1250 nell'Argentina e 950 qua a Pantianico.
pensi più in Argentina? Dal mio paese, più in Argentina che non a Pantelleria. Tanti erano anche a lavorare nei campi però. No, qualcuno hanno avuto fortuna, poi andati prima, hanno preso la campagna e si sono fatto signore. Oppure lavoravano cosa? Infermieri o sotto il padrone o cosa altra. Sì. Dopo anche andavano a scuola, si sono diventate persone per bene. Anche per bene. Così. Ritorniamo a quando sono scappati i tedeschi l'ultimo giorno della guerra, gli ultimi giorni. No, sono partiti se trovavano qualche persona che poteva servire a loro, andavano via, si nascondevano per non farsi prendere, no? Ho capito. Il resto no, se trovavano roba portavano via e basta, solo così. Non hanno molestato nessuno. Era rimasto qualcuno durante l'anno, qualche tedesco in paese a Pontianicco? No. Nessuno? E qualcuno è stato a trovarci, no, ma so che avevano fatto amicizia nel paese e questi tedeschi sono passati di qua, sono andati a salutare, così porca. Dopo la guerra? Dopo Allora. la guerra. Finita 2 o 3 anni dopo? Un po' di anni, anche di più. Sono ritornati a salutarli? A salutare con il figlio di qualcuno, sì. Quindi, io ero bambino, sanno. Quindi non eravate in buoni rapporti? Ma sì, per quel conto. Ricorda il nome di qualcuno di questi tedeschi? No. Erano bravi. Austriaci o tedeschi? Austriaci, polacchi anche. Anche polacchi? Quelli capivano un po' qualche parola italiana. I polacchi, sì. Ma il resto. Noi bambini quando andavamo era il rancio Parlore, no? Si andava vicino, si davano anche di mangiare, si vedeva che si aveva fame. Però questo solo durante il primo periodo, perché dopo? No, dopo. Dopo non ci fu, erano andati via dopo. Sì, dopo sono andati via. E così è. Rimase solo qualcuno? No. Nessuno in paese? No. E quelli che sono venuti a trovarvi dopo? Questi soldati? Quelli sono stati prima un po' in riposo, sono stati i tedeschi in qualche periodo, no? Qualche mese, un po' di mesi. Dove li mettevano a riposo? In una villa? No, in villa. Dove? Li tenevano nelle case? Nelle case. Allora venivano quelli che erano stati a riposo, dopo 2 o 3 anni sono tornati a salutare. Erano passati di qua per combinazione, si sono ricordati. Ho capito. E dove conoscevano andavano. Ma adesso non abbiamo avuto nessuna buona spia. No? E quella famosa spagnola, febbre spagnola che c'è stata? No, dopo della guerra, sì, ma il resto. Ma ha avuto tanti. No. Morti? Qualcuno, no. Qua no. Qualcuno è stato malato, succede come adesso, muore quanto. Ho capito. Quindi nel complesso non è peggio? No. Mi è successo solo a me la peggio cosa. Che ha preso una palotta? E mio fratello era passato a farmi sulle gambe e mi ha preso me dalla parte sinistra. Ho capito. Sì, lei. Bene. E allora lei se adesso intanto le viene in mente qualche altro episodio, io vado a prendere che ho la macchina che si chiama Alceo Bernava. Sì, Bernava Alceo. Alceo Bernava. Qua c'è Pontianicco, perché noi usciamo a casa la sera, qua siamo a Quadronico. 14 2 98. Ecco, ringrazio io allora del libro e se non le viene in mente qualche altro episodio, non so, di cui quella volta là in chiesa il prete cosa diceva? Noi bambini si andavano prima. Voi continuavate la vostra attività? Sì, per solito sì. Anche la scuola? A scuola si andava, anche se sì. Tutto regolare? Regolare, normale. C'era il vostro maestro normale? Sì, io ero sotto la maestra. Che si chiamava come? Strietta, adesso non mi ricordo. Non è scappata via, diciamo, la maestra? No, è rimasta. È rimasta. Anche il parroco è rimasto con voi? Il parroco, non mi ricordo perché cambiavano spesso i parrochi, come adesso non ci sono parrochi più. Sì. E adesso è uno ogni 2 o 3 paesi. Ho capito. C'era il prete per tutto.
ho capito. E insomma altri episodi No, tutto no, tranquillo? Tutto tranquillo, c'era, sì. Si aspettava che finisse la guerra e basta. E quando sono arrivati gli italiani, insomma, Contenti quella volta. tutti, anche le donne, non so. Sì, immaginarsi, sì. Siamo messi subito in pace, no? Ecco. Ma siete andati fuori sulla strada? Chi avete visto arrivare allora? Lei cosa ricorda di aver visto? Abbiamo visto insomma i cavalieri, coi cavalli. Quelli con i cavalli per Cavalli, primi. sì, primi. I lancieri si chiamavano. Mi ricordo quelli. Non gli alpini o i bersaglieri. No, sono dopo venuti, dopo quegli altri, la fanteria, dopo è venuta. Si sono anche fermati lì nel paese vostro? Sì, si sono fermati, quelle giornate. Ah. Continuavano ad andare avanti. Andare avanti. Soprattutto quelli a cavallo per primi. A cavallo per primi, sì. È andato fuori, non so, il sindaco, avevate anche il sindaco voi, no? Era sì, ma quello si muove. Il sindaco era di Mereto del Tomba. Sì, sì. Non so, avete messo fuori le bandiere, non so. E dopo hanno messo le bandiere. Dopo, ma al momento, quando sono arrivati, no? No, niente, appena venuti loro ci hanno messo anche le bandiere poi, sì. Contenti poi. Eravamo deliberati, i tedeschi erano come noi altri qua. Cioè non è che voi avete patito, no, insomma, no. La fame c'era un po' per tutti. Quella sì, era fame. Cos'è in particolare che non trovava da mangiare? Non si trovava niente, si doveva arrangiarsi da soli. Quando era la polenta si era signori, quando era nata, dopo si tenevano, tiravano su bestie, il maiale, si procurava, dopo toccava nasconderlo quell'anno che erano loro, ma non tutti non avevano il maiale. Qualcuno è riuscito a tenere il maiale? Sì. Di nascosto allora? È un po' nascosti. E il vino? Vino quello dell'altro si faceva calcolo di vino. Ho capito. Qua, in questi paesi qua sì, ma da noi altri ci interessava soltanto patate e basta. E polenta. E così è passato quest'anno? È passato, sì. Dopo si è cominciato subito a trovare tutto. Sì, per quel conto non si ha. Ecco, mi dice il telefono vostro, eventualmente del negozio, è il 04 attualmente se avessi bisogno di informazioni? Se non capisco, mettiamo che non capisca. E lei poi, che mestiere ha fatto lei? Io ho fatto, sono venuto qua troppo come commesso. E poi mio papà era un calzolaio, sì, ho imparato anch'io a lavorare nel calzolaio. Ha fatto il calzolaio per parecchio tempo? E dopo sono messo nel commercio. Nel commercio qui di abbigliamento? Aperto nel paese, era un piccolo negozietto. A Piantenicco? Sì, e dopo invece sono venuto qua, mi sono fatto a Codroglio una volta. Dopo sono 10 anni, 10-11 anni. Ho capito. Che siamo qui. E abbiamo avuto abbastanza bene di poter vivere bene. Sì. Solo adesso... il negozio, cioè adesso ci sono i centri commerciali, quelle robe? Quello proprio. Ecco, Codroglio poi qua, vedi? Benissimo, ringrazio. E il calzolaio non l'ha più fatto, insomma? Il calzolaio era mio nonno. Basta, lei non ha imparato il mestiere di calzolaio? Per Dio. Ah. Altro che imparato. Quindi ha lavorato anche lei come calzolaio? Altro che? Fino a quanti anni? Dunque, dopo della guerra siamo venuti qui a Codroglio per mio fratello e dopo abbiamo lasciato stare del 47. No, aspetti, siamo venuti qui noi altri. Dopo quest'ultima guerra? Dopo della guerra, dopo fine della guerra. Dopo l'ultima guerra? Sì, del 46, 47, quei anni là. Ho capito. E dopo mio papà è morto e mio fratello aveva 8 anni meno di me. Qualcosina vi facciamo dall'inchino. Il calzolaio l'ha fatto durante l'altra guerra, insomma. Cioè fra le due guerre? Fra le due guerre, sì. Dopo era alpino lei militare? Ma beh, mio figlio qua. Ah, suo figlio. Io ero della sussistenza dopo la guerra, nel 28.
No, prima della guerra. Sì, dopo la Del prima. 28 ho fatto un po' di militare a Trieste. Ho capito. Tantissimo. E dopo sono messo sempre nel commercio. Sempre prima con Sì, come mio padre, imparare il calzolaio. E anche mio nonno lavora di calzolaio. E poi si è messo invece nel commercio, sì. dopo la guerra però, dopo la seconda guerra. E tuttora Siamo qua. complimenti, veramente in gamba, è un personaggio, Sì, tanto bene, anche c'è lei. l'occasione di riposare, venga. No, le mando la fotografia.